iniziamo con la vostra voce. Buonasera. Regia, vai Fede! Come ti chiami, quanti anni hai? Tu come vivi, dimmi cosa fai? Perché di colpo il tuo volto ha preso fuoco e il tuo pudore durerà ben poco. Oh che profumo, che profumo, che profumo sento, l'odore di follia, odore di innamoramento. La primavera alle porte, i primi amori. Ma per davvero ancora a scuola vai? Eppure non c'è dubbio che una donna sei, perché mi trovo a controllare il tuo respiro e sono così vicino a questo rimmel nero. Oh che profumo, che profumo, che profumo sento, l'odore di follia, odore di innamoramento. Oh che profumo, che profumo, che profumo sento, l'odore di follia, odore di innamoramento. Oh marinaio, dovresti mettere una volta al saio. Se marinaio, tutta la vita sotto braccio a Mister Guaio. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Da quante navi in porto sono sbarcato io, alla ricerca di un destino allegro il mio. La tua scialuppa è un salvagente delizioso, mentre la guardo sogno un viaggio avventuroso. Oh che profumo, che profumo, che profumo sento, l'odore di follia, odore di innamoramento. Oh che profumo, che profumo, che profumo sento, l'odore di follia, odore di innamoramento. Oh marinaio, dovresti mettere una volta al saio. Marinaio, tutta la vita sotto braccio a Mister Guaio. Ma ciao amici! Marinaio! 1980 e qualcosa. Adesso vi do i numeri importanti, i numeri fondamentali per far parte di Casa Peiretti. È il 348 8040 254 per saluti al Peiretti, saluti ad Amedeo Agrillo che è lì seduto, prontissimo, con una scaletta spettacolare. Però potete anche mandarci le vostre fotografie, cosa state mangiando, perché no, una foto e la mandiamo in onda. Fatemi venire acquolina in bocca, i vostri saluti e le vostre richieste. Buon lavoro Federico in regia. E adesso parliamo di canzoni. Abbiamo iniziato con un brano allegro di Gianni Morandi. Adesso vi porto su un vero capolavoro di Adriano Celentano. Non è forse tra le più conosciute, ma di sicuro è una canzone con un testo fantastico. Quello che non ti ho detto mai. Ascoltate bene le parole, anzi leggetele bene queste parole, perché hanno quel qualcosa in più che oggi non si sente più.
spiegare quello che ti riempie gli occhi e il cuore e dà un senso alla tua vita. Nessun uomo sai e nessuna donna può dividerci, è una palla di cemento oramai questo nostro sentimento che stringiamo tra le dita. Questi giorni sai, belli o brutti sono sempre belli e noi siamo pieni di incertezze, ma ci sei con le tue carezze tu. A volte in mezzo al mare anche noi rischiamo di affogare dentro i guai, ci sappiamo consolare, come sai, rimanendo lì distesi, ad occhi chiusi, ad una nuvola appesi. Io non so se poi il destino avrà un suo ruolo su di noi, tale da riuscire a separarci o no, ma io prego fin da adesso che il futuro sia lo stesso. Ma se un bivio ci aspettasse per dividerci così, che restassimo da soli, tu già sai che vivrei per aspettarti. Io ti proteggerei, lo sai, con il vento piano ti accarezzerei, con il primo raggio io ti sveglierei ed io spero di saperti qui con qualcuno che possa amarti. Adriano, cosa hai scritto? O meglio, cosa hai interpretato? 348 80 40 254, sono le 20:12. Tra un po' è il momento di far entrare Amedeo Grillo, ma prima voglio accontentare una telespettatrice. Io ho il microfono altissimo in cuffia, non riesco neanche a capire cosa dico oggi. Voglio accontentare una telespettatrice che ha richiesto un brano, ma non un brano a caso, un mio brano, quindi grazie alla nostra Patti 60 che mi ha richiesto, è arrivata in questi giorni, Burka e Silenzio, una canzone un po' particolare che ho scritto, dove nel ritornello dice proprio che io l'8 marzo non festeggio la festa della donna. Certo, Peiretti, sei un uomo, no, ma è una metafora, diciamo, perché l'8 marzo in realtà è una giornata che non dovrebbe esistere. Adesso tutte le donne all'ascolto mi guardano, Peiretti è impazzito. No, non sono impazzito. Ma in questo mondo, in questo pianeta, ancora troppe donne sono trattate male e vivono una vita che non è una vita. Burka e Silenzio. Non sono libere di scegliere se fare o non fare, se amare o non amare, se leggere o non leggere, se uscire di casa o non uscire. E questo deve finire.
deve finire. Deve finire. 3, 4. No, io non faccio finta di niente, no. Donna, senza uscire di casa, donna, sì, senza togliere il velo, donna, qui comandano loro, donna senza dire, senza fare, senza amore. Io l'8 marzo faccio altro, mi dispiace per voi, io non festeggio. L'8 marzo non ha un senso. In questo tempo, in questo mondo di burka e silenzio. Donna, c'è un uomo al portone, rabbia, sesso e soldi nel cuore. Donna, lo fai per il tuo bambino, nascondi la foto dal comodino. Donna, senza avere giocato mai, lui continua a pregare, dai. Bambina rinchiusa, struzzata, suo padre ne abusa. Donna, rinchiusa da Dio, donna, la tua vita è un oblio, donna, non ti devi svestire, donna, devi solo obbedire e la testa passare. Io l'8 marzo faccio altro, mi dispiace per voi, io non festeggio. L'8 marzo non ha un senso. In questo tempo, in questo mondo di burka e silenzio. Burka e silenzio. Donna, che se provi a scappare felice di essere sfuggita, devi fare attenzione a parlare, perché qui rischi la vita. Grazie. Fatemi sapere anche cosa ne pensate voi al 348 80 40 254. E adesso posiziono il microfono per il mio amico Uguerrier. Amedeo Grillo. Oh, ciao Amedeo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Enrico, molto mi piace. Buonasera Amedeo, buonasera. Senti Amedeo, andiamo subito a cantare. Un capolavoro. Un vero capolavoro. Non so se vogliamo parlare. Cantare, sì, no, ma se vogliamo parlare del Napoli, parliamo di Conte del Napoli, parliamo di mamma, si è fatto male pure McTominay, incredibile. Quest'anno un ma anche disastro. San Gennaro ci aiuta. Ma quest'anno chiunque entra in campo non gioca più. Anche io sono stato male 2 settimane, quindi ragione per cui va bene. C'è stato, d'altra parte, sei stato male tu, è stato male McTominay, quindi è la stessa cosa. Perdere l'amore. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi è, perché scegliesti me.
credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento di colore, rischi di impazzire, di scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami guidare, innegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Ti farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avvicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente fino a che ti accorgi che non sei servito a niente e vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa 1000 volte contro il muro, respirare forte su cucina, dire tutta colpa del destino se non ti avvicino. Perdere l'amore, maledetta sera, e raccogli i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avvicino. Perdere Amedeo Agrillo in Perdere l'amore. Bravo, Grazie, bravo, grazie. Perdere l'amore. 348 80 quasi 40 di perdere la voce, però. 254. No, è venuta bene, anche se il finale non era molto No, bene. sei stato bravissimo e devo dire che hai avuto anche una pazienza, Amedeo Grillo, oggi, perché è arrivato, vabbè, dai, è sono arrivato, cose che capitano, è arrivato alle succede. 19 per fare le prove. Io nello studio non so cosa sia successo. Questa sera non c'era nulla che funzionasse, nulla. E il pianoforte non andava, e le basi non andavano, e partivano fuori tempo, partivano con delle altre parole. Ho detto, ma cosa sta succedendo? Capisco che sono arrivato in ritardo anch'io, abbiamo improvvisato una scaletta, però non c'era. E quando succede questo, il Peiretti Io lo so, è come che ti faccio. il Peiretti, descrivimi con 2 aggettivi di ciò che hai vissuto dalle 19 alle 20. Ma diciamo un po' bizzarro. Bizzarro, diciamo di più che bizzarro. sarà Dio, insomma.
Invece noi in Piemonte diremmo gaute da suta, nel senso Vabbè, sicuramente quello è stai anche lontano, giusto. stai lontano perché Figueretti sta prendendo fuoco, non c'era niente che No, Davide, su questo devi funzionasse. accettare. Io ho cercato sempre di metterti calmo, che non sia mai. È vero, dai, tranquillo, facciamo, se non funziona quella facciamo un'altra. No, deve funzionare, fino a ieri funzionava. Senti, una cosa bella che funziona sono tutti i loro messaggi. Andiamo già a leggere una decina. Regia, sei pronto? Andiamo già a leggere 10 messaggi, 10 di quelli che stanno arrivando. Mi raccomando, non fermatevi. 348 80 40 254. Amedeo, sei con noi? No, Vuoi un po' d'acqua? no. Un mezzo doppio whisky? Vuoi un whisky? No? Vuoi un whisky? No? Non lo vuoi whisky? C'è No, sempre no. serenità con voi. Lui Dani vuole d'Alessandria, hai visto? Lui vuole leggere i messaggi, vuole proprio il grappetto, invece niente. Ciao Dani, grazie. Ciao Grazie, Dani. C'è serenità in onda. Poi cosa succede prima? Siete i migliori, Silvia da Motta Alciata. Magica serata, grazie Silvia per la fiducia. Grazie, sono le 20:24. Abbiamo ancora tante canzoni da farvi ascoltare. Enrico e Casa Peretti, 6 anni di fedeltà. Un abbraccio da Alfonsina e Germano. Grazie. Ci stiamo avvicinando a un risultato fantastico. 6 anni di TV, chi l'avrebbe mai detto? Gruppo Carnevale diceva, buona serata, ciao! Allora adesso voglio sapere dai miei amici diceva come si chiamano ufficialmente le maschere diceva, ok? Le 2 maschere, sono 3-4 diceva, perché ogni paese ha le sue, la vero, sua vero, maschera vero. e hanno dei nomi anche molto particolari. Ciao Enrico, tutta Casa Peretti, è il tuo ospite che stasera insieme a noi facciamo il karaoke di Andrea di Borgomanero. Bravi! Grazie, Andrea, bravo, Cantate con noi, che fa bene cantare, fa molto bene. Buonasera amici di Casa Peretti, ciao Medeo ed Enrico, se fosse possibile potrei sentire una canzone di Gigi D'Alessio, Non mollare mai o Quanti amori, sempre di Gigi D'Alessio. Una buona serata a tutti voi, anche del fratellino Giuliano, Casa Peretti, Enrico da Collegno con tanti cuoricini. Va bene, mettiamo in programma in queste sere. Non mollare mai l'abbiamo fatta di recente, ma Quanti amori possiamo farla, ok? Legga. Ciao Casa Peretti, sempre al top. Bentornata Medeo con la sua voce interpretazione dei brani di Michele da Torino. Non poteva mancare Michele, No, mi sembra tutte che le giusto. volte che tu sei qui il messaggio di Michele arriva, però ultimamente anche Ciao Michele, ciao Gianni. ultimamente anche quando non ci sei, quindi un già saluto, bene, un affettuoso saluto da Stefania Rondissore. Ciao Enrico, ciao Medeo, che bello vivere di musica, una canzone può dire più di 1000 parole. Sì, come ho Grazie, detto quello è ieri vero. sera, una canzone può fare tutto, anche far litigare le persone, come ho spiegato ieri, sai, con Pupo e insomma, e la Barbara D'Urso. Ciao Amedeo, sei bravissimo, buona serata a Grazie, tutti. Rosalia, un bacio. Ciao Ciao. Rosalia, ancora un messaggio regia, grazie, salutiamo Rosalia, salutiamo la regia. Ciao Amedeo, ciao Enrico da Elena. Ciao Elena, grazie. C'è sempre. Bene ragazzi, mi raccomando, ancora messaggi, perché scrivere un messaggio in realtà è così semplice. Più che semplice è il titolo della prossima Assolutamente. canzone. Vai. Come stare fuori dal tempo quando fuori è mattina presto, cammino con un'aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumare dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte è ancora attaccata ai muri, ma in 1000 pezzi se tu la sfiori, semplice come le storie che cominciano, come da calcio di un barattolo, e respirare con un ritmo quasi uguale a questi giorni che viviamo i due. Svegliati, sempre un sogno da raggiungere, amore e forza che è possibile andare avanti anche se fa freddo cane e ci vogliono imbrogliare. Tutto quanto mi sembra giusto quando fuori è mattina presto, ogni via ancora un suo colore, farle tutte uguali basteranno 2 ore. Io mi guardo in giro, da me la piazza soltanto il cielo, un orologio senza lancette
tasca qualche spicciolo e dissi ti amo per telefono. Puoi saltare anche la cena per parlare, per mangiare quattro chiacchiere. Svegliati con un'idea che vuoi difendere, con un ricordo da dividere insieme, anche se ogni giorno un'avventura che per te ci fa paura. Come stare fuori dal tempo quando fuori è mattina presto, tra un po' la gente tornerà per strada, ci sarà la fila alla fermata. È semplice, basta farsi un'autocritica, volersi bene forse è l'unica. C'è una commedia, allora avanti un'altra scena, per noi non c'è problema. Si è capito come stare fuori dal tempo quando fuori è mattina presto. Sicuramente non è facile stare Ora, in questi giorni qua, non è per niente facile stare fuori di mattina presto. Occhio, sai perché c'è un po' di freddo, quindi di conseguenza. Sai quante giusto. bugie quando avevo 15, 6 o 7 anni ho raccontato alla mia mamma per stare coricato a letto. In questi giorni no, a scuola non c'avevo voglia, però bimbi all'ascolto non si fa, non seguite i miei consigli. Ogni tanto, mamma, mal di pancia, malissimo, malissimo. Mamma, credo di avere la febbre 35. Non ce l'hai? Ma me la sento, ma se non c'è me la sento. Sai come si fa? Ti do 2 goccetti nel bicchiere, un po' di acqua e ti passa. Sì, zucchero e acqua. È fatto una medicina? Sì, ma tanto non andavo lo stesso. E poi posso salutare la mia mamma che mi ascolta tutte le sere. Ciao mamma, ciao santa donna, pensa. È 43 anni che mi sopporta. È la donna che mi ha sopportato di più. Spero che lo faccia ancora per tanti anni. E poi finita la puntata lei mi telefona sempre, ma mi fa un po': guarda, stasera è andata molto bene qui, hai presentato bene lì, occhio però. Poi quando dico magari qualcosa di un po' sopra le righe, chiamo e sento già di aver detto qualcosa di sbagliato da come mi risponde, perché io chiamo: pronto mamma? Dimmi, eccola, non ti è piaciuta però? No, non devi dirlo quella. Quando invece di solito, ciao. Vabbè, ma d'altra parte ogni tanto ci vuole anche qualcuno che ti fa mettere un po' in riga. Voglio rendere partecipi gli amici a casa della mia vita, però adesso, visto che sei qua, lo so. Tu sai cosa voglio da te. Sì, ma io lo sapevo. Io lo sai. Tu lo sai la passione che ho per Gigi D'Alessio. Ma infatti tu entri da una parte e esci dall'altra, poi capisco già come. Cosa vuol dire che entro da una parte e esco dall'altra? No. Sì, no. Va bene, poi dopo magari no. No, io la voglio fare adesso, prima della pubblicità. Va benissimo. Voglio fare un pezzo, anzi forse il brano che ha lanciato Gigi D'Alessio. Più o meno sì, non è proprio quello, però insomma ce ne sono tanti non altri. Lo capirò bene perché è tutto in napoletano. Io mi domando perché non ti metti la impari e la fai da solo. Non ce la fo, perché poi se io canto napoletano, poi ci sono i tuoi amici a casa, i tuoi compaesani che dicono ma non se può sentire, e hanno ragione. Quindi signore e signori, Anna Re. Ah, che bella però, ragazzi. Adesso sogniamo insieme. Siamo spariti, siamo tornati. Deve essere un bel pezzo. Con coraggio che tenga ti chiama ancora, sono un pochino che ti ha lasciata ieri, a te cerca una mano per parlare. Sette non me ne mai scordate, fatto già 1 milione di volte, che stasera ti dice una casa anch'io. Incazzavo ogni volta che dicevi, se ti spoglia sarà più bella ancora, i spugnivi non sono che là. Casi tu non prometto cuore, era tutto in una sera,
a che conferenza si è pigliato tempo a ci per le spartute. Annare, tante luci tale quale a te, voglio ancora che ti le paure si stanno in scusa, un cane mi faccia, ma tu mi scusare, tanto sai vai pazza per me, in misura to chiama per te, sta pagando viene a nave. No, tanto sai la mia verità, il mio vero canata c'è sta. Io voglio stare solamente con te, perché quando non stiamo con me, una che ne chiamava a me. Io sto aspettando soltanto di sapere se tu tardi da possa vedere. Andare, se sempre tu andare, e sta morendo studio vince ancora, oltre a quello che già sapevano, non sa nemmeno a te. E ha cercato per te il tuo cuore, con la porta non ha cacciata, scordavo per là, porta sì solo tu. Annare, come ci fatta sta lontana te, a che conferenza si è pigliato tempo a ci per le spartute. Annare, soltanto tu sei tale quale a te, voglio ancora che le mie paure si stanno in scuro, tu cane mi faccia, mi apri scusare, tanto sai ci vai pazza per me, dimmi sulla tua giornata per lei, sta pagando viene a nave. No, tanto sta c'è la mia verità, il mio vero canata c'è sta. Io voglio stare solamente con te, perché quando tu scrivi con me, una che mi chiamava a me. Io sto aspettando soltanto di sapere se tu tardi da possa valere. Grazie Amedeo! Mi hai fatto un regalo. Mi hai fatto un regalo. Mi hai fatto un grande regalo. Anche a me piace cantare questa canzone, assolutamente. Anna Re. Adesso guarda cosa ti faccio vedere io. Va. Tra un po'. Regì. Dove vai? Dove vai? Vai, parti. Fede! Ti voglio bene, Fede. Tra un po' giochiamo e questa faccina qua questa sera non la voglio vedere. Io non voglio tirar fuori dalle buste la faccina rossa. Ok amici, mi raccomando. Giochiamo esattamente fra 3 minuti, ok? Pronti col telefonino in mano, tanti bei premi, allegria, domande, ma la faccina rossa non la voglio vedere. Pubblicità. Eccoci qua, benvenuti in questa seconda parte. Ricordo che domani sera qui con me torna la zia Marta, torna Bruttissimo, torna l'allegria di questo personaggio pazzesco che abbiamo solo noi. 3, questo qua è il numero, ragazzi, questo qua per giocare insieme a noi, 378 4080 506. Io vado ad alzare il volume del telefono e a rispondere al primo concorrente di questa sera. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono sempre io, Gianni da Torino. Gianni. Ciao Amedeo. Ciao. Gianni da Torino. Gianni, io non voglio questa sera tirar fuori la faccia rossa, ok? È giovedì, domani è l'ultima puntata della settimana, lo so. quindi Gianni, io... Però ascolta, mi ha fatto piacere salutare Amedeo, anche Michela vuole salutare. Ciao Amedeo! Ciao amiche ragazzi, buona serata a voi. Oh, c'è Michela in linea per te, la tua Michela, la sua Michela, ma musicalmente la tua La nostra, Michela. esatto, dai, grazie. Allora, amico mio, andiamo a leggere la tua domanda? Questa sera sì, questa sera devi vincere, ok?
Dai. Proviamo? Allora, La domanda per Gianni è questa. Vai regia, vai. Vediamo subito la domanda. Annalisa Minetti vince il festival nel 1998, 1999 o 1997? La risposta immediata è vai. A, aspetta, B allora. o C? Devi rispondere entro 5 secondi. 1. 1998. Sì. dai! Devo dire La che prima è fatta. no, lui è bravissimo, è la fortuna che un po' scarseggia, amico mio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dai! Allora, io dico la 6. Io non voglio vedere la faccina rossa questa sera, Non la voglio vedere, la faccina rossa non la voglio vedere. Eccola qua. Ok. Eccola qua. Rossa, più rossa ancora che ieri. Mi dispiace, io non so più cosa fare. Dai, non prendertelo, comunque si dice. Fortunato in gioco, fortunato in amore. Va bene. Ok, ciao Enrico, ciao Amedeo. Ciao grazie Gianni, mille. ciao Michele, buona serata, Buona grazie. serata, domani. A domani, Ciao. a domani. Non parlo Enrico, non parlo. Ciao, grazie. Ciao Enrico, ciao, grazie. Ciao, va bene. È la 12ª. Se lo vuoi fare apposta. Abbiamo non c'è. calcolato io il mio mese, più o meno è la 12ª volta consecutiva che becchiamo la faccina rossa. Vabbè, la cosa bella è che ce n'è solo più una. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, chi sei e da dove? Sono Maria da Scalenghe. Ciao, Sentiamo Maria. tutte le sere con i messaggi. Grazie Ciao, Maria. Maria. Ciao Maria da Scalenghe. Quindi sei pronta? Sai già come funziona il nostro gioco? Prontissima. Andiamo a leggere la domanda per Maria, che è questa. Vai Maria. Allora, la domanda è: cosa scioglie l'amore nella canzone Se perdo anche te? La neve in agosto? I cuori di ghiaccio o un cono al caffè? A, B o C? Ah, Ah no, dei cuori di ghiaccio, Ah, dei cavolo. cuori di ghiaccio, mi dispiace, grazie. riproverò. Ciao, Ciao, Maria. Ciao Sì, Enrico, ciao. ciao zio. Ciao e salutiamo tutta Scalenghe all'ascolto. L'amore lo sai, scioglie i cuori di ghiaccio. Che sarà di me? Bam 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 bam. Pronto, chi sei e da dove? Sono sempre Enrico da Culagna. Allora, una faccia rossa è già andata, Enrico da Collegno. Questa sera io non dico più niente. Dopo la prima telefonata non dico più niente. Andiamo a leggere la domanda e vediamo cosa succede. La domanda per Enrico da Collegno è questa. Vai regia, vai, che sono curioso. Vai regia. Nella prima versione di Piccola Katy, il brano si interrompeva per un assolo di chitarra, un assolo di batteria o un parlato di fogli? A, B o C? Una solo di chitarra. No, era un parlato di fogli bellissimo. Piccola Katy, fermati un momento, ascolta, ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava senza parlare? Era un parlato di fogli, mi dispiace Enrico, grazie per aver giocato con noi, un abbraccio. Ciao, Enrico. Grazie ancora, ciao. Ciao. Ciao, ciao Medeo. Ciao Enrico. Almeno non ho visto la faccia rossa. Ha sbagliato la risposta. Era molto bello quel parlato, è stato abbandonato negli anni, non lo fanno più. Però era molto carino. Poi insomma, vabbè, peccato. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Buonasera, sono Luciano da Brandizzo. Oh, Ciao, Lucianino. tanti auguri, anche se un po' in ritardo, perché sono arrivati dei Grazie, messaggi Enrico, di settimana che era il tuo compleanno, quindi tanti auguri. E quindi Sì, grazie. Grazie mille. fatti un bel regalo, ok Luciano? Fatti un bel Proviamo. regalo. La tua domanda è questa. Vediamo la domanda per Luciano di Brandizzo. Cosa passa sul soffitto nella canzone Eternità dei Camaleonti? Un angelo, un'ombra nera o un raggio di luce? A, B o C? Un angelo. Nel soffitto passa un angelo per me. Bravo. Adesso Luciano, fatti un bel regalo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, vai. La 5. La 5. Oh, una faccia rossa è andata via, ok? Ed è questo bellissimo. Mannaggia, abbiamo preso l'altra. no, dai. Abbiamo preso l'altra. Non Non è possibile, ragazzi. Vi giuro, non è possibile. Mi dispiace, Luciano, c'è la faccina rossa.
Scrive che io li porto, dai. Beh, tanti auguri lo stesso, grazie per aver giocato con noi. Poi. Ciao. Tanti saluti, Amedeo. Ciao, 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 buona ciao, serata, ciao. Ciao. Mamma mia. Dai. Beh, comunque è buono perché adesso è tutto Adesso chi telefona la faccina rossa non c'è più, ma attenzione, sì. perché c'è la faccina blu. Però quella è già importante. Andiamo a rispondere all'ultima telefonata di questa sera. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Cristina da Torino. Ciao Cristina da Torino. È la prima volta Ciao. che giochi con noi, Cristina? Sì, è la È prima. la prima e quindi sai come funziona? Sì, Sì, andiamo a sì, leggere. Ok. Andiamo a leggere la tua domanda. La domanda per Cristina è questa. Vai regia. Vai regia. Per DJ Francesco, cosa devi portare in alto per seguire il capitano? Una palla, una mano o una bandiera? A, B o C? Allora, aiuto. Per DJ Aiuto. Francesco, cosa devi portare in alto per seguire il capitano? Una palla, una mano o una bandiera? Vai con la risposta. A, B, C, Facciamo- A, B, C. Vai. A, B, Aiuto. Subito. Una, dai, forza, risposta. Una mano. Una mano, porta in alto la mano, segui il tuo Ok. capitano. Brava. Grazie. 1, 2, 3 o 4? Vai Cristina. Facciamo la 4. La 4. Oh. Io voglio darle un premio stasera, E a Cristina glielo diamo perché hai vinto una gift card del valore di 50 euro presso il buono, presso il ristorante Ravezzana, un buono ristorante. Wow, grazie, Bravissima. grazie. Brava Cristina. Al primo colpo, dai. Al primo Grazie. colpo. Mi raccomando, mandami un messaggio al 348 80 Sì. 40 254 con il tuo numero di telefono e cosa hai Sì. vinto. Grazie Perfetto. Cristina. Ciao. Grazie mille a voi. Ciao. Grazie. Ciao. Mi sento molto più leggero. Anche questa sera abbiamo dato il nostro premio. Il gioco tornerà domani. Ricordo che domani sera qui con me la zia Marta. Amedeo, vieni qua vicino. Ti sposto il microfono io. Eccolo qua. Vieni Amedeo, perché adesso andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti i messaggi arrivati questa sera. Vai regia. Eccoli qua. Ciao, vorrei fare i complimenti a Enrico perché negli anni è riuscito a rimanere se stesso, umile, onesto, sincero, vero, con bontà d'animo, nonostante sia molto cresciuto artisticamente. Non ha perso la realtà quotidiana, è rimasto con i piedi per terra ed è uno di noi. Oh, non vi siete firmati, ragazzi? Ma che bel messaggio! Grazie! Sì, Grazie mille! Mamma mia, da pelle d'oca! Grazie! Wow! Vabbè. Una foto di momenti felici, un abbraccio a Enrico e zio Amedeo, siete meravigliosi. Pino e Maria da Scalenghe. Ciao Pino, Maria, ciao grazie Maria. ancora. Oh, guarda che belli tutti riuniti. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Enrico, un saluto da Fabio e Nancy da Osta. Ciao Fabio, ciao. Nancy. Bentornati tra di noi, grazie. Un'altra fotografia della family di Amedeo Grillo. Questa è tutta la mia famiglia. Guarda qua, ti siete lì, che bello. Io, mia moglie e i nostri nipotini. Praticamente quando insomma. Patti cucina è come se cucinasse per un ristorante. A parte che cucini anche tu, Sì, assolutamente. L'altro giorno sono andato a casa sua, ma mi ha fatto assaggiare la pizza che fa lui è di Napoli, non so se avete capito. E mamma mia, che bontà. Ciao Casa Peretti, complimentissimi. Una sera di queste potresti cantare L'istrione o Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Stupenda la canzone di Celentano di apertura. Luigi da Collegno, grazie Luigi, grazie mille. Va bene, te la mettiamo in programma. Se bruciasse la città, lunedì. Ciao Enrico, ciao a tutti voi, ciao Medeo, siete stupendi, un abbraccio grande da Stefano, Gabriella e la bellissimissimissima Ciao, Milli. ragazzi. Ciao Milli, che bella Milli. Ciao Enrico, buon giovedì a tutti. Sì, conoscevo questo testo del mitico Celentano, grande canzone. Un saluto al bravissimo Amedeo, Massimo da Venaria. Ciao Massimo, grazie. Molto 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 bella. Grazie Massimo.
Ciao Enrico, sei fantastico. Io e la mia famiglia, anche il nostro gattino, ogni sera siamo qua a sentirti. Continua sempre con tanto di cuoricino. Ma che belli che siete! Cioè, io vedo solo il gatto, io vi immagino voi anche. Già il gatto è bellissimo, pensa a voi. Grazie ragazzi, grazie. Ciao Enrico, bellissima la canzone di Celentano, ti ringrazio per averla cantata divinamente. Ti saluto caramente insieme al bravissimo Amedeo. Ciao, sempre Renata. Ciao da Renata, Piscina. grazie, buona serata a te. Ciao Renata, ciao Piscina. Sembra una canzone degli anni 60. Ciao Renata, ciao Piscina. Ciao Enrico, siete sempre bravissimi. Una sera potresti fare Vedrai di Luigi Tenco. Buona serata, Dom e famiglia di Castiglione Torinese. Bello, vedrai, è stupenda. Grazie per averla richiesta, sì, te la metto in programma. Non domani, ma la prossima settimana di sicuro. Buonasera da Edoardo da Lingotto. Musica top, serata in compagnia di Casa Peretti. Musica, divertimento, ma anche riflessione. Sei unico. Grazie. Mi piace ogni tanto non solo cantare le canzoni vanno oltre le parole e oltre la musica ogni tanto. Viva Casa Peretti che ci regala un grande maestro Amedeo. Grazie amici, Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao, grazie, buona serata a voi. Grazie. Gianni da Torino è simpaticissimo, devi ospitare una volta in trasmissione, ti prego. Luigi da Collegno. Perché no? Sì. Ha ragione, però sai. Faccio fare il gioco a lui, io vado di là e chiamo. Un saluto va al nostro Amedeo e Patti, la Chelucci. Ciao Chelucci! Ciao Ale, grazie. Ricordo che domani sera ci sarà qua con me zia Marta, mentre lunedì tornerà a cantare per voi Alessia Chelucci. Bentornato Amedeo. Serata sfavillante con la tua presenza e quella di Enrico, ovvio. Saluti Lilli Dorra. Grazie Lilli, sempre gentilissima. Mi son sempre sì. E quindi vi ascolto mentre mangio un dolcino alla fragola, ve lo dedico, che buono quello, però. Quello è buono. Quello mi si alza il colesterolo solo a guardare la foto, ma che meraviglia. Buonasera Peirettini, grande Amedeo come sempre. Mi raccomando Enrico, sabato ti aspettiamo tutti a Ceva. Baci Sonia, grazie. Ciao, Sonia, grazie mille. Grande concerto di tutta l'orchestra Ibraida a Ceva e, insomma, vedrò cosa posso fare. Buonasera Casa Peretti, bentornato Amedeo, sei sempre un grande. Luciano da Brandizzo. Ciao Luciano, grazie. Ciao Luciano, grazie. Buonasera Casa Peretti, quando ci fate ascoltare la rondine di Mango, un saluto a Alessandra da Collegno. La mettiamo in programma, perché no? La prossima. Potrebbe già anche essere una chiusura di questa sera, anche se non l'abbiamo provata. Tanto te non hai mica bisogno di provare. Io vado a cercarti e tu leggi i messaggi, vai. Le maschere si chiamano Bonsurin. Bonsurin no, è proprio il messaggio per Amedeo, questo è perfetto. Busurin e Madeline la Creusa. Un bacione da Non ho visto che c'era. Dai, Busurin e Madeline la Creusa. Vabbè, dai, è complicato anche per me. Vedi un po' te, non lo so io. Solidarietà da Amedeo per l'esplosione dei Peretti. Domani lo sistemo io, zia Marta. Ecco. Ragazzi, il dietro le quinte a volte bisogna pagare il pegno ogni tanto. È tanto bello quanto la trasmissione live, perché il dietro le quinte succede di tutto. Un ciaone da Andrea di Borgomasino, -1 al 50°. Tra un po', dai. E come lo festeggeremo questo 50°? Non possiamo dire nient'altro. Semplicemente bravi, lo dice Nello. Grazie Nello, grazie. Un abbraccio. E poi come sempre bravissimi Amedeo top, baci da Luserna, Fabi e Francesco. Ciao ragazzi, un bacione anche a voi, ciao Fabi, ciao Franci. E poi oggi 42 anni di matrimonio per Lidia e Filippo. Stiamo ballando con la tua musica. Auguri Lidia, auguri Filippo. Auguri. 42. Che bello rivedervi, ascoltarti Amedeo. Rivederti. Ciao Daniele Luca da Ceva. Ciao ragazzi, grazie. Ciao ragazzi. Vabbè regia, ok. Ancora, buonasera, voglio solo dire che il programma è stupendo, grazie mille, ciao, grazie a voi. Grazie a voi. È 6 anni che proviamo a renderlo stupendo, ogni sera qualcosa in più. Ehi là ragazzi, ci sono anch'io, grande Amedeo, spettacolare Enrico, un abbraccio a Tino e Betta. Ciao Tino, ciao Betta. Ciao Tino, ciao Betta. Tu scalda la voce perché arriva la rondine. Chiudiamo con la rondine, Anzi, andiamo con i messaggi. Parte la base e io saluto tutti. Nicole, nonna Antonella, ciao. Continua pure regia, vai. Ciao Anna, ciao Umbe, ciao Ludo, ciao Musca.
belli che siete. Ti vorrei, come sempre ti vorrei, non te farà, mi penserai, ma tu che ne sai dei sogni, quelli sono miei, non li vedo, che ne sai, chissà che mi scriverai, forse un addio, o forse no, ma tu che ne sai dei sogni, nonostante tu sia la mia rondine andata via, se il mio volo a metà, se il mio passo è vuoto, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, l'unico amore che rivivrei, sai di vento del nord, sai di ritrovo ma non di noi, stessa una metà, sei nel cielo sbagliato. E Casa Peretti torna domani sera dalle 20 alle 21 con la zia Marta. Grazie Amedeo. Enrico, Ciao a tutti, ciao a è stato tutti, bellissimo. buonasera. Grazie Fede. Grazie. Vieni che ringraziamo. Vieni con me Amedeo. Grazie.